Tedesca è accoltellata a Sottomarina, il 25enne sospettato dell'aggressione indagato dalla Procura di Venezia per tentato omicidio, ritrovato intanto il cagnolino fuggito quella sera. Aggressioni violente a coppie omosessuali nella zona industriale di Padova. Dopo gli arresti di dicembre i carabinieri bloccano a Vigonovo anche il terzo componente della banda, era fuggito in Spagna. Il bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia si chiude con un utile netto di quasi 43 milioni e mezzo di euro, frutto dell'andamento positivo del comune che degli utili consolidati delle società e degli enti partecipati. Ha assistito a una scena di violenza contro una donna e non si è girato dall'altra parte. Quanto accaduto ieri sera da Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, l'uomo è stato arrestato. I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia la Lancia con Laika e Anna Foglietta a sostegno della Global Sun Flotilla diretta a Gaza. È il dramma della striscia irrompe alla Mostra del Cinema di Venezia. Morto a 91 anni il re della moda italiana Giorgio Armani, nel 2023 all'Arsenale aveva ricevuto dal sindaco Brugnaro il Leone d'Oro di Venezia. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque lo avete sentito dai titoli, il giovane interrogato dai carabinieri 24 ore dopo l'accoltellamento della turista Monica Grima Sottomarina è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Tentato omicidio è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne già interrogato dai carabinieri 24 ore dopo l'accoltellamento di una turista tedesca di origine polacca avvenuto lunedì notte a Sottomarina. Il giovane, che soffrirebbe di disturbi psichici, era stato accompagnato al termine dell'interrogatorio all'ospedale di Chioggia, dove è tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria. Per lui il sindaco Mauro Armelau ha disposto un ASO, accertamento sanitario obbligatorio, un provvedimento che rispetto al più famoso TSO prevede inizialmente solo una visita medica, a seguito della quale può essere deciso un eventuale trattamento sanitario. Nello stesso ospedale in cui si trova il giovane indagato dalla procura si trova anche Monica Grimm. Le condizioni della turista 35enne sono in miglioramento, è uscita dalla terapia intensiva e ha ricevuto dal sindaco Armelau la notizia di ritrovamento di Lucky, il suo cagnolino fuggito durante l'accoltellamento. Lei, parlando con Monica, ha avuto modo di chiederle se aveva visto, ha avuto modo di vedere questa persona e se nel caso insomma era in grado di fornire delle indicazioni. Diciamo, qui ci sono le indagini dei carabinieri, quindi io magari non so tutto chiaramente, ecco. Noi abbiamo dato il massimo supporto all'Arma dei Carabinieri, insomma, perché a Chioggia veramente c'è un lavoro anche di squadra, c'è un rapporto tra istituzioni che è veramente ottimo. Anche l'ASL ha messo anche a disposizione una psicologa appunto per parlare con la ragazza, quindi anche dal punto di vista psicologico, perché non è semplice anche superare comunque questo trauma. Io le chiedevo però se lei aveva avuto modo di parlare dell'aggressione, di entrare nello specifico con la ragazza. No, ho volutamente lasciato stare proprio per non ricordare, ecco. Oggi era stato un momento di felicità, ecco, per trovare Lucky e quindi abbiamo lasciato che oggi fosse una giornata di festa, ecco, diciamo. Quindi non ho mai parlato di queste cose con lei né ieri né oggi. E poi c'è l'aspetto che riguarda il cagnolino della turista Monica Grimm, perché si sono concluse dopo 2 giorni le ricerche dell'animale fuggito durante l'accoltellamento della padrona. È stato ritrovato stanco e spaventato nel giardino di una casa di riposo a poco più di mezzo chilometro dal luogo dell'aggressione. Eccolo il piccolo Lucky, il cagnolino della turista Monica Grimm, fuggito durante l'accoltellamento della padrona e oggetto per 2 giorni di ricerche a tappeto in tutta Chioggia. Ripresasi dall'aggressione, uno dei primi pensieri di Monica era stato proprio per lui. Non tornerò in Germania senza Lucky, aveva detto al sindaco Mauro Armelau dal letto di ospedale. E Lucky è ricomparso nel giardino della casa di riposo di Chioggia. Gli operatori che smontavano praticamente dalla notte e lo hanno visto in quell'angolo del nostro giardino e quindi insomma sono stati molto attenti perché tutti si erano mobilitati. È stata una mobilitazione enorme. Sì, ma tutti erano attenti, tutti parlavano insomma di questo animale che si cercava e quindi ha trovato rifugio qui, probabilmente comunque un posto relativamente tranquillo.
e gli operatori sono stati molto attenti e bravi, ecco, ad accorgersi. Perché era spaventatissimo. Sì, era spaventato, era proprio lì in angolo. Nelle 2 giornate di fuga Lacchi ha girovagato in un'area dal raggio di poco più di mezzo chilometro. Per ritrovarlo si erano alzati in volo anche dei droni e proprio da un'osservazione dall'alto, per quanto casuale, da una finestra dello stabile, è stato avvistato e riconsegnato alla sua famiglia. Che ora era? Era intorno alle 7, 6, 3/4, era il momento del cambio del turno. Quindi c'è stato dalle finestre. Dalle finestre qui proprio della nostra struttura hanno notato questo cane, insomma, che era lì. A quel punto hanno avvisato le e subito hanno avvisato l'APA e chi è venuto a curarlo, insomma, a prenderlo. Questo il lieto fine, almeno per questo cagnolino. Allora, prima di andare ai prossimi servizi, chiederei alla regia cortesemente di mostrarvi un'immagine che ci arriva da Mestre, via Col Moschin, dove pochi minuti fa si è verificato un episodio gravissimo di cronaca. A quanto sappiamo finora un giovane bengalese si sarebbe gettato dal 3° piano di questa palazzina che vedete. Appunto siamo in via Col Moschin, sul posto, polizia locale, SUEM e carabinieri. Siamo di fronte a un supermercato, quindi un dramma che si è consumato in pieno giorno davanti agli occhi di molte persone. Adesso non ve le facciamo naturalmente vedere, ma anche dalle terrazze si sono affacciate adulti, bambini, per vedere quello che stava capitando. È accaduto, come detto, poco fa. Andiamo avanti con la cronaca. Aveva messo a segno almeno 10 aggressioni contro coppie omosessuali nella zona industriale di Padova. La banda individuata dai carabinieri che hanno ora acciuffato anche il 3° componente. Ancora qualche istante. Era scappato in Spagna, ma i carabinieri hanno avuto pazienza e lo hanno aspettato mentre rientrava nella sua casa di Vigonovo. È stato arrestato anche il 3° componente della banda, individuato lo scorso dicembre e accusato di almeno 10 aggressioni nei confronti di coppie omosessuali in via Polonia, nella zona industriale di Padova. Dopo 2 giovani marocchini di 23 anni residenti a Fossò e Vigonovo, in manette è finito anche un 19enne di origine romena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane con i 2 arrestati che hanno chiesto il patteggiamento faceva parte di una banda dove erano coinvolti anche 6 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Il gruppo, con ferocia, aveva preso di mira le coppie omosessuali picchiate quasi ogni sera tra giugno e luglio dello scorso anno a scopo di rapina. Una violenza che era arrivata anche al sequestro di persona, con le vittime insultate, picchiate con mazzi da baseball e calci di pistola. Intervento della Guardia Costiera di Chioggia in soccorso a un ragazzo di 11 anni colto da malore a bordo di una barca a vela. Il giovane è stato condotto lungo i canali navigabili all'ospedale di Chioggia, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Voltiamo pagina. Il bilancio consolidato della città di Venezia si chiude con un utile netto di quasi 43 milioni e mezzo di euro, frutto sia dell'andamento positivo del comune che degli utili consolidati delle società ed enti partecipati. Approvato in giunta il bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia per 2024, dei dati veramente molto incoraggianti. Nel senso che abbiamo una cassa libera come gruppo di 542 milioni, l'indebitamento che è diminuito dal 2014 ad oggi di 157 milioni, passando da 799 milioni a 642 milioni, e un patrimonio netto, cioè quello che sono cresciuto sia il Comune di Venezia che le aziende partecipate, cioè il patrimonio netto che fa vedere questa cosa, che è cresciuto da 1 miliardo 150 milioni a quasi 2 miliardi di euro. Quindi una situazione molto florida, una situazione che fa capire il lavoro che è stato fatto in questi 10 anni dalle 2 giunte Brugnaro e che chiaramente riconsegna e fa capire alla città e ai cittadini tutto il bene che è stato fatto dal punto di vista del bilancio nel Comune di Venezia.
Non sono un eroe, ho fatto solo il mio dovere, le parole del segretario della Lega, Alberto Stefani, protagonista in queste ore del gesto che ha consentito l'arresto di un 52enne violento con la moglie. Il candidato verrà indicato presto, nel frattempo è importante ascoltare il territorio, ascoltare i cittadini di questo territorio, perché è inutile avere un candidato e non avere un programma. Prima è importante avere un programma, sapere cosa si vuole fare, su quali temi intervenire. 10-15 giorni al massimo, poi quel nome si saprà. Ne è convinto il numero 1 della Lega in Veneto e vice segretario federale del Carroccio. 2 settimane al massimo per sciogliere il nodo atteso da tutto il centrodestra. Chissà. Se fosse un film di Quentin Tarantino ci troveremmo di fronte al più classico degli stalli alla messicana. 3 pistole puntate e il primo che spara rischia di provocare una reazione a catena difficilmente prevedibile. Una delle rivoltelle politiche ce l'ha in mano la Lega, che oscilla proprio tra Stefani e Bitonci, con un nome che resta coperto, quello del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Di nomi ce ne sono tanti, noi siamo al lavoro per costruire liste forti di persone di qualità e che facciano la differenza. Intanto il telefono non smette di squillare, sono i complimenti arrivati non solo dal suo partito per il gesto che lo ha reso protagonista in queste ore, quando, visto un uomo che picchiava una donna nell'auto che lo precedeva lungo la statale Adriatica a Battaglia Terme, Stefani ha inseguito l'auto e chiamato i carabinieri senza mai perdere di vista la vettura, consentendo ai militari di arrestare un 52enne. Uomo di cuore e coraggio l'ha definito Matteo Salvini. Lui si schermisce, non mi sento un eroe. Ho fatto quello che ciascun uomo dovrebbe fare in una circostanza come questa. Certo, certe volte magari la situazione di pericolo potrebbe istintivamente condurti ad andare da un'altra parte, a non intervenire, magari anche il rischio di beccarti denunce, cose di questo tipo. Però penso che il senso del dovere e il fatto di dover salvare e proteggere comunque una persona venga prima di tutti gli altri rischi, di tutti gli altri pericoli. Quindi credo di aver fatto semplicemente il mio dovere. Ma il segretario veneto del Carroccio non ha molto tempo per i complimenti. C'è Fratelli d'Italia che scalpita e si dice ancora molto fiduciosa per Palazzo Balbi. Insomma, giochi tutt'altro che fatti. Stefani però ribadisce. È una società che cambia e quando la società cambia è importante utilizzare gli strumenti migliori per guardare al futuro del Veneto dei prossimi 20, 30, 50 anni. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Poi troveremo il candidato migliore, la squadra migliore e soprattutto offriremo le migliori soluzioni ai nostri veneti. E tra l'altro le agenzie battono da pochissimo la notizia che nel primo pomeriggio a Venezia si è svolto a Palazzo Balbi, sede della regione, l'incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia. I due sono arrivati col motoscafo intorno alle 15. Secondo quanto si apprende, il clima è stato cordiale. Tra i temi discussi Olimpiadi e infrastrutture. Per quanto riguarda la politica, ovviamente un confronto sulle regionali, le prospettive in Veneto. Ogni conclusione è stata comunque rimandata al vertice di maggioranza di centrodestra non ancora convocato ma in programma la prossima settimana. Quel che è trapelato è che si è parlato di continuità e quindi si ribadisce la volontà di un candidato presidente leghista. Anche il mondo della cultura e della moda in Veneto in lutto per la morte di Giorgio Armani, uno dei giganti del fashion e del made in Italy in tutto il mondo. Era a casa in convalescenza da mesi dopo un ricovero ospedaliero tenuto segreto fino all'ultimo. Nel 2023 aveva ricevuto il Leone d'Oro della città di Venezia dal sindaco Brugnaro. In quei giorni aveva allestito una sfilata d'alta moda all'Arsenale. E restiamo al Lido perché i carabinieri hanno fermato proprio al Lido di Venezia, poco prima dell'approdo all'Excelsior, la Lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist We Are Coming a sostegno della Global Summit Flotilla. Sulla Lancia uno dei ragazzi a bordo mostrava anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca, sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera. O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici, anche il silenzio e complicità. Ha detto Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della flotilla in partenza per Gaza la sua nuova opera. Raffigura una donna palestinese che col dito puntato mostra la rotta, alle sue spalle si apre una scia coi colori della bandiera palestinese. Per Anna Foglietta l'arte oggi è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla flotilla. I centri sociali del nord-est intanto hanno annunciato che se la flotilla verso Gaza sarà fermata bloccheremo il porto di Venezia.
Dramma della Palestina che irrompe anche in sala al Festival Cinematografico di Venezia. 24 minuti di applausi per il film sul dramma che si vive nella striscia. Grandi applausi anche per la pellicola dedicata a Eleonora Duse. The Voice of Indira Jab ha commosso profondamente la sala grande della Mostra del Cinema di Venezia, ricevendo una standing ovation di quasi 24 minuti, la più lunga dell'edizione numero 82. Diretto dalla tunisina Kauter Ben Hania, il film racconta la tragica storia della piccola Hind, uccisa a Gaza nel 2024. Utilizzando le registrazioni reali delle sue ultime chiamate al soccorso, l'opera ha toccato il cuore del pubblico, suscitando lacrime e applausi prolungati. C'è poi il film italiano Duse, biografico diretto da Pietro Marcello e in concorso, che è stato girato in Veneto con riprese a Venezia, tra cui il Teatro La Fenice e il Palazzo Fortuny. Il film esplora gli ultimi anni della celebre attrice Eleonora Duse, interpretata magistralmente da Valeria Bruni Tedeschi, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e carriera. Perché avevo bisogno di uno spirito creatore e ho pensato a Valeria. Non c'è stato casting, non c'è stato nulla, ho pensato subito a Valeria Bruni Tedeschi fin dal primo momento. Eh sì, perché tra l'altro Valeria è anche una grande regista. Io ho cercato di conoscerla, di incontrarla e di farmi conoscere da lei e di lavorare con lei, perciò ho fatto una specie di strano lavoro di amicizia con questa donna che è vissuta il secolo scorso e che mi è molto familiare. E ora invece andiamo tra i giovani che lavorano dietro le quinte della Mostra del Cinema. Sono circa 400 i ragazzi da tutto il Veneto che in questi giorni, assunti da Coop Culture, stanno lavorando alacremente dietro le quinte dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il successo della mostra è al grido e perciò merito anche loro. Così Benedetta Favaro di Coop Culture, presieduta da Adriano Rizzi, realtà che segue la Kermesse da circa 30 anni con sede a Mestre, ma operativa nel settore culturale, museale e bibliotecario nelle principali città italiane, tra cui anche Roma e Firenze. È ovviamente un momento molto stimolante per loro, la maggior parte sono giovani appena diplomati o ragazzi all'università, ma abbiamo anche persone insomma di tutte le età. Lo staff che coordina il servizio sono circa 5 persone presenti come ufficio Coop Culture e staff Coop Culture. Ci occupiamo dell'accoglienza al pubblico della mostra in tutte le sue forme. Esiste ancora la figura del portapellicole che non è stata soppiantata dalla tecnologia. Ci sono anche i portapellicole, lo fanno questa attività, tra l'altro è un servizio che gestiamo tra Biennale e il Comune di Venezia. Parlano i ragazzi tra sogni, fatica e incontri memorabili di questi giorni. Aveva appena vinto la Coppa Volpi come miglior attore Willem Dafoe e l'ho trovato in una saletta, aveva appena ritirato il premio e mi sono avvicinata, ho fatto una foto con lui, quindi questo è un bel ricordo. Ho sempre visto il Lido trasformarsi, diventare una grande metropoli, mi ha sempre emozionata a far parte di questo ambiente. Diciamo una passione parallela, perché io faccio una cosa più scientifica, però nella vita diciamo è bello anche fare entrambe le cose. Di presenze non cinematografiche ma religiose in realtà ci ha parlato il cardinale Tolentino annunciando le prossime presenze della Santa Sede a Venezia. Venezia è un luogo molto speciale per la cultura, per la sua storia, la biografia di questo magnifico arcipelago, ma anche per la sua internazionalità, il suo cosmopolitismo. E veramente la Biennale è un momento di grande consapevolezza mondiale, perché ascoltando, vedendo, leggendo, noi capiamo la stagione storica. Stiamo vivendo una stagione di grande complessità, con tante ferite, tanti dolori, ma non possiamo dimenticare la speranza. Questa nostra stagione, che in certi momenti sembra che faccia venire meno l'anima, è una stagione
che ha bisogno di speranza. Noi stiamo preparando la Biennale 2026, per noi è una sorta di dovere essere presenti in questa grande piattaforma di dialogo e di incontri che è la Biennale di Venezia. Una delle prime cose che ho detto a Papa Leone è esattamente che il padiglione della Santa Sede in questa Biennale di Architettura aveva vinto la menzione d'onore della giuria. Queste le parole del prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Noi ci fermiamo qui, come sempre adesso le previsioni del tempo e a seguire l'edizione di Treviso. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.